Vai. Va bene, allora scusate, riprende la terza parte, stiamo parlando di inserimento lavorativo, tra poco parleremo anche del modello che è stato utilizzato dalla dottoressa Chiaff dell'Università di Bergamo di Brescia, scusate, l'Università di Brescia per valutare la cooperativa Pantarei, ma prima appunto ne abbiamo parlato nella pausa, volevamo un po' ribadire questo concetto di cui un po' ne abbiamo discusso prima con il dottor Ricci, con la dottoressa Brigo, della importanza della diagnosi rispetto all'inserimento lavorativo. E quindi volevo fare questa domanda a Loriana. Loriana, quanto è stata importante la diagnosi nella tua vita e come ha condizionato un po' il tuo percorso anche di ha avuto la inserimento? sua importanza, però non un'importanza eccessiva, cioè all'inizio magari ero un po' più preoccupata di non riuscire più ad avere un inserimento lavorativo normale, però poi ho trovato questa cooperativa per inserimento di soggetti svantaggiati, per cui mi sono un po' ricreduta e la diagnosi è sempre stata questa, però non mi è pesata più di tanto, cioè dal momento che sono riuscita a lavorare all'inizio sì, magari anche con l'aiuto di psicofarmaci è stata un po' più dura, però con dei contratti all'inizio magari più corti, meno ore, sono riuscita a gestire insomma questa situazione nella vita normale e anche nel lavoro. Ecco. Grazie. Peccato non ci sia tempo di approfondire questo argomento perché sarebbe estremamente interessante, quello appunto dei limiti della diagnosi, quei limiti imposti evidentemente da chi opera all'interno dei servizi, insomma. Però non c'è tempo, quindi passiamo quello che voleva dire Rossella è il fatto che poi le proposte di inserimento lavorativo sono spesso legate alla gravità della diagnosi. Ecco, invece il tipo di approccio che c'è all'interno della Pantarei mi pare che sia diverso, no? Elena, se vogliamo ribadire questo concetto mi sembra molto brevemente, secondo me la cosa più significativa l'ha già detta Loriana. La diagnosi è sempre rimasta quella, ma lei nel frattempo è cambiata, ha fatto una vita, si è costruita un lavoro, si è costruita delle autonomie, questo già è sufficiente per dire come l'etichetta diagnostica di fatto non segua poi la persona. È un'etichetta diagnostica e nel mezzo succede di tutto, tra cui costruirsi una vita, una rete, un lavoro, una soddisfazione. Quindi, come dire, sono due strade che non si incontrano per forza, sono due narrazioni che fanno, come dire, fanno parte di due mondi diversi. Noi abbiamo, i nostri soci hanno tutti diagnosi molto importanti e questo non è mai stato un elemento di inclusione o di esclusione dai percorsi. Quello che è dirimente è quanto la persona riesce pian pianino a trovare un posto in un'impresa come la nostra. È un po' come dire non partire dalla diagnosi, ma partire dalle risorse che ciascuno poi di fatto uno ha dentro di sé, insomma. Quello che noi cerchiamo di fare è esattamente il contrario. Quando mi chiamo lo psichiatra, chiedo gentilmente prima di incontrare la persona, poi di rincontrare lui e se proprio ci tiene mi dice la diagnosi. Ma dobbiamo fare uno sforzo mentale per non sentirla prima, perché questo alle volte condiziona, quindi diciamo, e grazie anche al rapporto di lunga data con Sandro, tutto quello che è il concetto dell'epoché, cioè della sospensione del giudizio, della messa tra parentesi della diagnosi psichiatrica di basaliana memoria, è un elemento che bisogna ricordarsi quotidianamente, perché diciamo la fatica magari anche può essere la causa di momenti in cui si tende, no? Di nuovo a riprendere in mano delle categorie diagnostiche o delle categorie in generale. Quindi è uno sforzo quotidiano
in cui ci ha affiancato anche Sandro per molto tempo, di mantenere sempre vigile l'attenzione su questo elemento, che è fondamentale. Senza di questo non si fa quasi nulla. Benissimo, va bene, penso che abbiamo detto delle cose molto importanti. Adesso io vorrei passare alla dottoressa Chiaff, che ha fatto uno studio proprio sulla cooperativa Pantarei, e volevo iniziare con chiedere appunto a lei quali sono gli obiettivi del suo studio e che cosa ha cercato di dimostrare attraverso questa analisi della cooperativa, no? Questa fotografia che lei ha cercato di fare della cooperativa Pantarei, che lei ha fatto, non ha cercato, l'ha fatto proprio. Scusate. Sì. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie davvero, vi ascolto sempre con estrema attenzione e estremo interesse, pur essendo io un economista, un aziendalista, e quindi di tutti i temi di contenuto di cui avete parlato finora, fondamentali per la vita delle persone, resto davvero positivamente impressionata da quello che c'è all'interno delle cooperative sociali di tipo B, che io analizzo da un punto di vista prettamente economico, se vogliamo. Lo studio che abbiamo condotto con la cooperativa Pantarei è l'applicazione di un metodo di valutazione dell'impatto. Si parla tantissimo, soprattutto nell'ambito delle imprese sociali, dei temi del sociale, della valutazione di impatto, cioè valutare che cambiamento generano determinate azioni, quindi determinati progetti o determinate azioni sociali. Il cambiamento lo possono generare negli utenti, nelle organizzazioni, nella società, nella collettività, quindi può essere a diversi livelli. Questo modello che abbiamo utilizzato per la cooperativa Pantarei si chiama Valoris, è un modello di valutazione che prova a rispondere a una domanda. Tutto quello che è stato raccontato finora, cioè questa attenzione alla persona, alle sue peculiarità e all'inserimento lavorativo attento e paziente, mi viene da dire, cosa che è emersa da tutte le voci che hanno parlato finora, cioè un'attenzione al lavoratore, alle sue necessità, ai suoi bisogni e a un contemperamento degli interessi tra quello che, di cui necessita un'azienda per proseguire e quello di cui necessita un lavoratore fragile per poter restare all'interno del mondo del lavoro. Ma quanto costa tutta questa cosa? È sostenibile economicamente? Ce la si può fare o è una cosa per cui servono contributi pubblici perché viceversa non sta in piedi? Serve uno sforzo economico perché sono imprese che sul mercato morirebbero domattina perché di fronte a un player diciamo concorrenziale e competitivo hanno costi più alti e quindi prezzi sul mercato più alti. La domanda con cui siamo partiti era proprio questa. Il modello di valutazione lo utilizziamo dal 2010, quindi ormai ha una sua storia, diciamo, di applicazione, e l'abbiamo applicato. Questo modello, scusate, che volevo Valoris. Si chiama Valoris. Valoris. Da valore. È la valorizzazione, esatto, è la valorizzazione dell'impatto dell'inserimento lavorativo. E non è propriamente un acronimo, però insomma ci stava, è tra l'acronimo e la sigla, esatto. E niente, è un modello di valutazione che io avevo sviluppato durante il mio periodo di dottorato e da allora lo stiamo utilizzando con diverse realtà cooperative di tipo B, quindi noi stiamo parlando dell'inserimento lavorativo e per quanto riguarda la Pantarei guardiamo il lato inserimento lavorativo, non tanto l'efficacia dei suoi percorsi riabilitativi e terapeutici della cooperativa sociale di tipo A, ma la parte del lavoro della cooperativa sociale di tipo B. L'abbiamo applicato su, ormai devo dire, tantissime cooperative sociali, prevalentemente in Nord Italia, ma anche in Emilia Romagna, insomma siamo stati un po' in giro per l'Italia a utilizzarlo e a vedere se funzionava e diciamo che effetti e che misurazioni dava. Sostanzialmente parte il modello di valutazione da una domanda molto semplice. Moltissime valutazioni dell'impatto si basano sui modelli di analisi costi-benefici. Li vediamo utilizzare in tantissime scelte anche politiche. Adesso forse c'è stato un periodo, mi ricordo, si parlava della TAV, dei costi-benefici della TAV, cioè di fronte a un investimento, di fronte a una scelta, che costi genera? Molto semplice, genera determinarli, perché si fa l'elenco della spesa, e quali benefici economici genera. Quali sono un pochino più difficili da determinare perché spesso sono benefici non immediati sulla collettività, non monetari e quindi ai quali devo dare un valore monetario, ma non è una cosa immediata. Allo stesso identico modo abbiamo fatto un'analisi costi-benefici della presenza sul mercato delle cooperative di inserimento lavorativo. Quanto costa alla pubblica amministrazione l'esistenza di una cooperativa sociale di tipo B?
perché le cooperative sociali di tipo B godono di alcune esenzioni fiscali, godono di alcuni livelli contributivi diversi da regione a regione, anche il sistema fiscale cambia spesso, anche dei riconoscimenti fiscali cambiano da regione a regione. Di base però la cooperazione sociale di tipo B, in quanto cooperativa mutualistica di diritto e onlus di diritto, gode di alcuni benefici fiscali a livello nazionale, l'esenzione, la defiscalizzazione degli oneri contributivi delle persone svantaggiate, eccetera, eccetera. Quindi costa alla pubblica amministrazione, perché se prendo una lavanderia SNC, SPA, insomma profit, diciamo, e la confronto con la lavanderia della cooperativa Pantarei, se la metto sul piano dei costi, ci sono dei costi economici per l'ente pubblico, per la pubblica amministrazione, che sono un mancato introito fiscale, per esempio, o un maggiore sborso quando la cooperativa riceve dei contributi. D'altro canto, però, quali sono i benefici economici che genera la cooperazione sociale di tipo B? Che cosa mettiamo sul piatto? Potremmo mettere il benessere dei lavoratori? Potremmo mettere tutte le qualità e gli aspetti qualitativi che avete definito, ma ai quali bisogna poi dare un valore economico. Quindi noi ci siamo basati proprio sul mero valore economico. Che cosa si risparmia, possiamo metterlo, grazie al fatto che esistono delle cooperative sociali di tipo B. Ad esempio, le persone inserite che hanno uno svantaggio, ricordiamo che le tipologie di svantaggio sono la disabilità, la certificazione di disagio psichiatrico, l'essere in carcere o in misure alternative al carcere o la diagnosi legata all'uso di sostanze e dipendenze. Il fatto che quelle persone, anziché essere in un servizio a carico dell'ente pubblico o comunque anziché esserlo full time, sono al lavoro stipendiate da una realtà del terzo settore, quindi la cooperativa sociale. Altri benefici sono legati al fatto che tendenzialmente le persone che hanno uno svantaggio non hanno un inserimento lavorativo alternativo sul mercato del lavoro profit. Questo emerge anche dalle analisi di quello che succede con la disabilità, che ha una legge dedicata, la legge 68, e che spesso emerge dalle province che detengono i dati, come nel mondo del profit si preferisca pagare la multa derivante dal mancato inserimento, dal mancata ottemperanza dalla legge 68, piuttosto che inserire persone con disabilità, e quindi non è così scontato per le persone svantaggiate trovare un altro lavoro, e quindi queste persone, se non sono in cooperativa, sono disoccupate. Cosa costa alla collettività un disoccupato? Quanto costa la disoccupazione di una persona? Ci sono diversi studi che mirano a definire il costo della disoccupazione. Partiamo dalla base e riteniamo che per sopravvivere qualcuno, un ente pubblico, tendenzialmente l'ente pubblico, deve sostenere il minimo vitale perché queste persone possano vivere. Il minimo vitale in Unione Europea è definito di 10 euro al giorno, molto minimo, tant'è che i primissimi interventi di redditi di autonomia, carte SIA ai tempi erano circa 350 euro al mese. Il reddito di cittadinanza ha alzato significativamente questo livello, ma noi restiamo ai livelli più bassi per non pesare i piatti della bilancia, diciamo, troppo a favore della cooperazione. Ancora alcuni altri benefici sono legati al fatto che la persona può avere un'invalidità ovviamente che pesa sulle casse pubbliche, e che nel momento in cui raggiunge un determinato livello di reddito, garantitogli dalla cooperativa sociale che gli paga lo stipendio, perde il diritto all'invalidità e quindi lo Stato risparmia. È un po' cinico come discorso, ma succede. Tutti questi elementi messi sui piatti delle due bilance, ma non così, non ipotizziamo che. Il modello prende persona per persona, quindi vede quanti giorni ha lavorato nell'anno, ovviamente si fa consuntivo, generalmente quando si chiude il bilancio della cooperativa, e quindi si va all'anno, penso al 2020, si vede quante persone con svantaggio hanno lavorato, quanti giorni e quante ore hanno lavorato all'interno della cooperativa e quanti alternativi servizi, di quali alternativi servizi pubblici non hanno usufruito, di quanti eventuali altri benefit non hanno usufruito grazie al fatto che lavoravano e prendevano uno stipendio. Poi ci sarebbe da valorizzare il valore della qualità della vita e del benessere, ma non l'abbiamo neanche fatto. Ecco, non vorrei dire, non ci sono valutazioni troppo, non so come dire, inventive o diciamo così qualitative, ipotizzate. direi. Qualitative.
Esatto, qualitative diciamo, o non la so, qualità è un po' ipotetiche. difficile da valutare. Esatto, siamo basati proprio su quanto è oggettivo, cioè quello prende, quello dà. E quindi facendo questo tipo di valutazione, mettendo sul piatto della bilancia i costi e i benefici, si vede alla fine dell'anno quanto valore è stato generato. Come dico valore perché non è né un risparmio, non lo posso definire né risparmio né maggiore introito, è un mix di maggiori introiti e minori spese. Quindi quanto valore viene generato dall'esistenza di una cooperativa sociale di tipo B per la pubblica amministrazione in un territorio. E questo l'abbiamo fatto per tante cooperative, l'abbiamo fatto per gruppi di cooperative, l'abbiamo fatto per province intere, penso alla provincia di Brescia, e quindi siamo riusciti a fare delle valutazioni macro. L'abbiamo fatto anche per la cooperativa Pantarei su 2 anni, il 2017 e il 2018. E vado a prendere i dati del 2018 perché sono un po' i più recenti, grazie all'inserimento di 54 persone con svantaggi legati per lo più all'invalidità e alla psichiatria. Grazie, dicevo, all'inserimento di queste 54 persone, la cooperativa Pantarei ha generato un valore di 115.000 euro, 115.845,56, che significa in media, poi la media sappiamo ha un valore medio, diciamo, quindi molto generale, però aiuta, che in media nel 2018, grazie al fatto che quelle 54 persone lavoravano presso la cooperativa Pantarei, la pubblica amministrazione ha ottenuto un valore di 2.100 euro a persona all'anno. È tanto o è poco? Questo non lo giudica il modello. Il modello dice che non hanno consumato valore, ma hanno generato valore economico. E quindi alla domanda principale, ma quanto costa tutta questa attenzione ai lavoratori, tutta questa costruzione di progetti individualizzati al lavoro, quando stiamo parlando di una lavanderia, di un ristorante, insomma, potrebbero lavorare molto senza tutto questo tipo di attenzioni sul mercato del lavoro e probabilmente sarebbero più competitivi. Nella realtà dei fatti, questo modello tende proprio a misurare se l'esistenza della cooperazione sociale è una perdita economica per la pubblica amministrazione o meno. Capita anche che vi siano dei casi, rarissimi devo dire, in cui le cooperative sociali possano consumare valore anziché generarne. Tendenzialmente sono cooperative sociali molto piccole, con pochi inserimenti lavorativi, si tratta di quelle cooperative con 2 o 3 inserimenti, tendenzialmente con disabilità molto lievi, e che quindi l'alternativa nel mercato del lavoro è il posizionamento non in un servizio a carico dello Stato, ma in un'altra azienda, e quindi insomma non vi è particolare vantaggio, passatemi il termine, economico. Ecco, perché è un ragionamento di questo tipo? Perché a me sembra a volte di dover spiegare delle cose talmente chiare ed evidenti che trovare lavoro e dare la dignità del lavoro a persone che viceversa non hanno questa possibilità sia già la motivazione in sé. Ma siccome emergeva spesso, adesso la cooperativa Pantarei è un po' anomala perché lei lavora prevalentemente con il privato. Nella realtà, quando siamo partiti con lo studio, eravamo nel pieno della crisi tra il 2008 e il 2012, ed era il periodo in cui le pubbliche amministrazioni stavano tirando i remi in barca, soprattutto negli affidamenti all'esterno per la manutenzione del verde, le pulizie, che erano gli affidamenti tipici che si facevano dalla pubblica amministrazione alla cooperazione sociale di tipo B. Ripeto, la cooperativa Pantarei è un po' un'anomalia, perché in realtà lei lavora col privato, quindi non ha l'affidamento pubblico che le garantisce il lavoro, diciamo così. Ma l'origine e la provenienza di questo modello nasceva proprio per rispondere a una domanda per cui appunto se devo fare l'affidamento dei lavori pubblici tra un'impresa non profit e un'impresa profit, l'impresa non profit costa di più. Era la base di partenza e volevamo capire se fosse poi così vero che costava di più, perché a parte il fatto che poi dovevano poi gareggiare con le gare al massimo ribasso, quindi insomma eventualmente il prezzo si vedeva subito e non era mai così sproporzionato, ma nella realtà quello che volevamo far emergere era che al di là del prezzo finale, quello che metti in gara, c'è tutto un valore dietro di risparmio che sì, magari non ce l'ha l'ufficio dei lavori pubblici quel risparmio, ma chi ce l'ha? L'ufficio del welfare, dei servizi sociali, che si trova persone impiegate al lavoro che viceversa sarebbero ai servizi sociali a chiedere un supporto o ai servizi specialistici, ovviamente a seconda del tipo di svantaggio. Questa era un po' la natura del modello che abbiamo e stiamo utilizzando ancora in tante cooperative e che serve, se vogliamo, a dare un rafforzativo, un elemento rafforzativo di evidenza empirica, economica, scientifica su dei temi che secondo me potrebbero limitarsi a valutare
la qualità, ecco, però siccome a volte serve, e gli euro li capiamo tutti, sono facilmente comparabili, sono facilmente chiari anche a chi non ha fatto studi sociali o chi non sta vivendo quel tipo di bisogno in quel momento, ma ha il bisogno di risparmiare. E poi insomma noi veniamo dalla facoltà di economia, quindi ci occupavamo di questo, c'era sembrato di poter approfondire un tema, soprattutto sulla valutazione d'impatto, di cui si parla ancora tanto, in quegli anni si parlava tantissimo, per dare un elemento oggettivo di misurazione del cambiamento, perché io è vero che misuro il cambiamento della qualità della vita degli operatori, eccetera, dei dipendenti, dei soci, ma per la pubblica amministrazione cosa cambia? E spesso la pubblica amministrazione nel mondo della cooperazione sociale di tipo B è un bel player, nel senso che è davvero un committente significativo nel panorama nazionale. Quindi che cosa cambia a loro dal punto di vista economico, dell'efficacia e dell'efficienza? Sì, molto interessante. Ho capito che lei ha lavorato soprattutto nel nord, insomma, nelle realtà del nord Italia. Volevo sapere che interesse ha suscitato questi suoi studi anche sui politici, sul mondo politico degli amministratori. Per quanto se la sono filata questa per dirla certo, tutta. no, dipende, nel senso quanto che... interesse ha suscitato? Allora, dipende, nel senso che dipendeva sempre poi quanta eco si riusciva a dare allo studio, come in tutti gli studi. Devo dire, abbiamo fatto diverse iniziative di convegni piuttosto che seminari e incontri dove partecipavano referenti delle pubbliche amministrazioni di diverso livello, da regione, penso a Regione Lombardia, a provincia, prevalentemente alla provincia di Brescia, ma abbiamo lavorato anche in Friuli, in Veneto, in collaborazione con Eurix, in Emilia Romagna con Icon. Il nostro modello è stato utilizzato davvero in diversi territori, fino ai livelli più locali con i sindaci e gli amministratori proprio dei paesi, delle comunità montane. Ricordo le primissime realtà e gli incontri con i gruppi insomma di comuni associati. L'interesse c'era e di fronte all'evidenza dei numeri è un po' come se trovassero risposte a quello che, ripeto, anche gli amministratori locali leggevano, cioè l'utilità e l'importanza di dare un impiego a persone svantaggiate, soprattutto quando le persone svantaggiate sono quelle del proprio territorio che conosci personalmente e che vengono all'ufficio poi a bussare negli amministratori locali. L'interesse c'è stato, devo dire, e non posso dire di no. Poi l'utilizzo, che a me sarebbe piaciuto, però insomma diventava un po' forse significativo, e questo non ci siamo mai riusciti, quello di riuscire a utilizzare questo tipo di logica, se non questo strumento, ma questo tipo di logica negli affidamenti pubblici. Questo no, non siamo mai riusciti a farlo passare, però insomma... Scusate, perché io non so cosa vuol dire affidamento pubblico. Sì, nella gara pubblica, quando fai la gara per l'affidamento dei lavori pubblici, per dire, cosa guardi? Ci sono le regole del massimo ribasso e quindi vince chi ha il prezzo più basso o fa il rialzo più alto, banalissimo, oppure vince chi ha l'offerta economicamente più vantaggiosa, che mixa la qualità, quindi che offre maggior qualità e miglior prezzo. Ecco, in questa maggior qualità a volte ci sono le clausole sociali, quindi chi fa inserimento lavorativo prende maggior punteggio, però l'idea di unire il massimo ribasso economico a una valorizzazione non solo del prezzo finale che mi fai sulla commessa, ma anche a tutto l'impatto che ha sulle altre aree del bilancio dell'ente pubblico, l'inserimento lavorativo, questo è un ragionamento davvero complesso che insomma dovremmo anche trovare altri livelli di ambito di discussione, non siamo mai riusciti a farlo, ecco, ecco, questo non ci siamo riusciti, però mi viene da dire che nella concezione e nel dialogo all'interno delle pubbliche amministrazioni la sensibilità io l'ho sempre trovata. Poi è ovvio, serve che si parlino, lo dico sempre, gli assessori competenti, quindi quello che appalta i lavori, con quello dei servizi sociali, e in un comune piccolo questo avviene, magari nelle grandi amministrazioni è un po' meno immediata la dinamica, però devo dire che un'attenzione anche a determinate leggi piuttosto che iniziative pubbliche che promuovessero l'incentivo appunto all'invito alle cooperative sociali di tipo B si legge e c'è. Poi ecco, le cooperative sociali di tipo B sui generis, nel senso che stiamo parlando di quelle che inseriscono tutte le tipologie di svantaggio. Voi nello specifico avete fatto un affondo molto preciso e approfondito sul tema della psichiatria e del caso specifico, appunto parlavate prima della diagnosi, di quanto impatta sul percorso di vita, eccetera. In realtà appunto le cooperative sociali di tipo B inseriscono
per normativa 5 categorie di svantaggio, invalidità, la psichiatria, quelle che dicevo prima, e poi si trovano in realtà, cosa che nel modello inseriamo e consideriamo, a inserire spesso persone che non hanno una categoria di svantaggio, che sono coloro che vengono segnalati dai servizi sociali perché hanno una tipologia di svantaggio sociale ma non certificato. La donna sola con figli a carico, l'over 55 solo con figli a carico che perde il lavoro, i cosiddetti, bruttissimo termine, obsoleti nel mercato del lavoro, che non hanno uno svantaggio, non sono invalidi, non sono psichiatrici, non hanno problemi di dipendenze, ma sono esclusi dal mercato del lavoro. E quindi anche questo è un percorso che secondo me è necessario sempre più sottolineare e fare, quello di andare a riconoscere le categorie di svantaggio che in Unione Europea e la Commissione Europea ha chiaramente definito. Quindi un 29enne giovane che non trova lavoro è uno svantaggiato per l'Unione Europea, non lo è per l'inserimento in cooperativa sociale, ovviamente. E quindi non vi sono se c'è il riconoscimento normativo, non vi sono i collegati i vantaggi fiscali o contributivi che invece hanno le categorie della 381. Va bene, un'altra questione che volevo chiarire un po' con lei è se questo metodo Valoris che lei ha elaborato può essere utilizzato per fare un confronto tra due cooperative che operano nello stesso settore, o se all'interno della cooperativa può essere utilizzato per dire lavoro più su questo settore piuttosto che lavorare su un altro, non so, faccio più albergo e meno certo. Allora, ristorazione. Ovviamente sì, nel senso che dando un esito molto indicativo, perché dà davvero un numero, alla fine è un numero, quel valore medio 1200, insomma, è un valore economico, numerico molto confrontabile, come, insomma, quindi posso confrontare due cooperative simili che valore generano all'interno dell'anno, posso confrontare all'interno della stessa cooperativa le diverse categorie di svantaggio, in media quanto valore generano. Mi permetto di dire non è la finalità del modello, nessuno, a mio parere è anche un po' sminuente, ecco, nel senso utilizzare questo modello che in sé vuole dare il senso del valore generato, per dire quella cooperativa che inserisce personale, non so, con disagio psichiatrico, produce più valore, produce 3.000 euro l'anno, e invece quell'altra che inserisce persone con un'invalidità fisica ne produce 2.000. E quindi è più brava l'una dell'altra. È meglio l'una dell'altra? Secondo me no, ecco, non è questa la finalità, nel senso che le modalità con cui emerge il valore, scusate, le tematiche a cui sottende quel valore sono diverse, sono la gravità delle persone inserite, la numerosità delle persone inserite, la durata dei percorsi di inserimento, la presenza di inserimenti in tirocinio o meno, quindi ci sono dei valori che non fanno venire meno la validità dell'inserimento lavorativo e non vanno a categorizzare se una cooperativa è meglio dell'altra perché produce qualche migliaio o centinaio d'euro in più all'anno. Non è questo la finalità del modello. Poi se dovesse rendersi necessario perché per determinate tematiche che a me sinceramente non sovvengono in questo momento, certo si può usare perché, ripeto, è un numero e quindi si fa presto a confrontare. Penso che non ci sia nulla di più confrontabile che un'unità di misura numerica e economica. Mi sembra che una cosa importante che fa riflettere utilizzando questo modello è in generale sulla spesa pubblica, perché uno Stato che pensa di dare molte pensioni di invalidità, ecco per dire, e piuttosto che investire invece in cooperative che riescono a fare a lavorare le persone che hanno difficoltà ad inserirsi in un mondo del lavoro, è uno Stato che fa un certo tipo di scelta, no? Perché in fondo ha centrato il tema. Sembra che poi sia questo, anche io ho sentito, mi ricordo un intervento molto interessante del dottor Starace, che veramente quando parla dice sempre delle cose molto significative, che faceva proprio riferimento a questo, cioè stiamo spendendo i nostri soldi di più per una cosa anche più semplice, perché se io do i soldi direttamente alla persona che sta male, devo solo prendere un impiegato, glieli do e basta. Se invece devo mettere su una struttura con delle competenze, con delle capacità, con delle conoscenze, e che poi deve restare sul mercato, esatto, che poi deve restare sul mercato come l'esperienza di Pantarei. Esatto. Ecco. Su questo, se posso, e secondo me, più che usare il modello Valoris per fare i confronti tra cooperative, secondo me il modello Valoris nei dati aggregati nel 2014 l'abbiamo portato in Commissione Europea, un convegno in Germania sul tema proprio delle politiche attive del lavoro. C'era un confronto europeo sulle politiche attive del lavoro.
e gli italiani, numerosi e presenti, portavano come esperienza di politica attiva del lavoro per lo più i centri per l'impiego, con tutto il rispetto per i centri per l'impiego, dove si misurava la soddisfazione dell'utenza. Raramente si riusciva a dire, a fronte di tot domande in entrata, tot domande sono state impiegate, per dirvi il livello di Cioè, scusi, per fare una battuta, è la faccetta sorridente o la faccetta non sorridente? Perché esatto. La statistica terrificante, ma vergogna! E se posso, noi invece avevamo portato questo esempio come strumento, la cooperazione sociale di tipo B, più che forma giuridica, è una forma giuridica, più che tipologia di impresa, per quanto mi riguarda è una politica attiva del lavoro, perché è la scelta di uno Stato, di una pubblica amministrazione che defiscalizza e quindi dà un contributo, supporta, finanzia una tipologia di impresa, perché defiscalizzare o contribuire più o meno è una scelta di sostegno, è una scelta di finanziare un tipo di politica che però è efficace, perché fa lavorare le persone svantaggiate, e bisognava dimostrare se era efficiente, e noi portavamo con il modello Valoris la dimostrazione dell'efficienza, ecco, per dire. E quindi io la cooperazione di tipo B, al di là del fatto che è una forma giuridica, è una tipologia di impresa, per me è una delle poche politiche attive del lavoro sulle persone con svantaggio in Italia oggi, che non so se è intesa come tale, a mio parere no, inconsapevolmente lo è, ma è una policy, è una politica attiva del lavoro che funziona, perché nel momento in cui esiste, se il 40% del tuo personale è svantaggiato, se no non sei una cooperativa sociale di tipo B, non ti puoi riscrivere all'albo, e quindi insomma è immediatamente esistente. E questa è un po' la dinamica che esiste negli economisti. Io scelgo di finanziare il lavoro o di finanziare la disoccupazione? Finanzio la cassa integrazione o finanzio il fatto delle imprese che sostengano il lavoro e rifacciano partire l'occupazione? Sono due scelte politiche più o meno legittime e con i pro e i contro ognuna. Io preferisco quella che finanzia il lavoro, però è una scelta mia, cioè è una definizione mia, ecco, non è la più semplice, senza dubbio, e non è la più immediata e non è la più veloce, però a mio parere è quella di sguardo più lungo. Va bene, noi siamo quasi in chiusura, io volevo solo una piccola battuta, forse anche Rossella voleva fare delle domande. Io guardavo l'orologio perché Elena ha detto che per le 11 ecco, dovrebbe essere fuori. Io avrei una domanda velocissima per Elena, se poi c'è la possibilità per la seconda, se no ci fermiamo anche qua. Come diceva la dottoressa Chiaff, voi lavorate prevalentemente con il privato. In effetti risultano che il 99% delle vostre commesse derivano dal privato. La domanda è perché avete scelto di lavorare prevalentemente col privato piuttosto che col pubblico? Evidentemente non è soltanto un mero calcolo economico di convenienza, no? Probabilmente c'è anche una mission all'interno di questa scelta. Ci vuoi dire? Certo. No, se guardassimo l'aspetto economico, probabilmente alle volte converrebbe avere la parte pubblico, ecco, diciamo, perché certo. Trattare con il cliente privato, come dire, ha anche quello le sue difficoltà. Sì, è una scelta, è stata proprio una scelta che probabilmente il tipo di attività ci ha portato naturalmente lì. Noi abbiamo un ristorante, un albergo, una lavanderia che serve bed and breakfast e appartamenti turistici. Abbiamo dei servizi di pulizia, eccetera, quindi naturalmente siamo andati magari anche verso questo tipo di clientela, ma l'abbiamo anche scelto per due motivi. Il primo è la difficoltà comunque di mettersi appunto in un'ottica di fare bandi, gare, che è una cosa molto complessa, per la quale alcune, come dire, intanto ci sono commesse che sono proprio più legate al verde, che è un settore di inserimento lavorativo per la psichiatria un po' più complesso di altre, nel senso che ci sono alcune limitazioni importanti, bisogna avere molti macchinari e essere molto attrezzati, e dopodiché c'è una dinamica comunque molto competitiva già tra le cooperative. Ci sono moltissime cooperative che fanno il verde, fanno lavori che di solito sono con gli enti pubblici poi messi in gara.
Il vero motivo però per cui noi abbiamo scelto di dedicarci unicamente praticamente ai clienti privati è che ci ha consentito innanzitutto di tararci molto sull'aspetto della qualità. Quindi nel momento in cui tu offri un servizio al privato, diciamo, le maglie sono leggermente più strette rispetto a quando ci si confronta solo con l'ente pubblico, quindi qualità, quindi prezzo e allo stesso tempo il, diciamo, il poter far riverberare quelle che sono la mission della cooperativa in maniera più ficcante. Cosa voglio dire? Che nel momento in cui io vendo il mio piatto, il mio pranzo al ristorante a un cliente privato che rimane soddisfatto del prodotto e del servizio che ha avuto, lo paga il giusto, capisce in un secondo momento che c'è un progetto sociale, diciamo che quelli che sono i valori, la mission della cooperativa impatta in maniera molto più forte rispetto a quando ho un interlocutore unicamente istituzionale e quindi si dà per scontato che si sta parlando con una cooperativa sociale e il tema rimane magari più dentro al contesto istituzionale del singolo comune, cioè il fatto di vendere a un privato un prodotto ad alto impatto sociale tendenzialmente abbiamo visto stupisce e colpisce molto e ci siamo accorti un passacanali che non sono quelli appunto istituzionali, lo dico alla zia, lo dico alla mamma, lo dico all'amica, sai, le persone con disturbo psichiatrico o con altri tipi di svantaggio riescono e fanno un ottimo servizio. Questo è quello che noi vogliamo fare di fondo. Il lavoro è uno strumento, ma quello che noi di fondo vogliamo portare avanti è anche a livello culturale e a livello di lavoro sulla comunità è quello di restituire dignità e un riconoscimento a persone che in genere vengono sostanzialmente escluse. Nel momento in cui io vengo servito al tavolo o mi arrivano i chili di lenzuola lavate perfettamente con un buon servizio e so che dietro c'è questo tipo di impegno, beh, credo che sia difficile non apprezzarlo e non quindi farci ulteriore pubblicità e allo stesso tempo raccogliere un po' quello che è l'obiettivo della cooperativa. Quindi questa è la scelta di fondo. Dare valore sociale, insomma. Vi devo far chiudere perché siamo proprio abbiamo i nostri tempi. Va bene, io Grazie. allora volevo concludere, volevo ringraziare Elisa Chiaff. Grazie a voi. Grazie Elisa. A Loriana Zendri, ad Elena Brigo e al dottor Alessandro Ricci. E grazie veramente. Grazie. Grazie. Grazie Elena, anche. Ti grazie posso Rossella Cangini. Chiamare in privato? No, sì, dopo. Aspetta, Rossella che sto chiudendo. Grazie. Grazie a tutti. Ci sentiamo tra 14 giorni per un'altra trasmissione. Grazie.